Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Follia ultra a Padova, 5 arresti, 8 feriti negli scontri provocati da pseudotifosi del Catania. Un dirigente di polizia in terapia intensiva, a rischio squalifica per il Massimino. Palermo sono scesi dai trattori non autorizzati e hanno sfilato a piedi per le vie del capoluogo. Agricoltori, allevatori e pescatori insieme in corteo. Il nostro prodotto viene svenduto, lamentano, mentre prevedono un'altra estate di siccità. C'è un nuovo clamoroso sviluppo nella vicenda di Ayman Serti, il giovane marocchino morto semicarbonizzato nel Messinese. Poco prima della tragedia avrebbe avuto un incontro con la madre di una ragazza che lo accusava di violenza su sua figlia. L'appello di Sami, migrante tunisino sbarcato a Lampedusa 2 anni fa, ricoverato all'ospedale di Agrigento dopo che gli è stata amputata una gamba, non riesce a farsi trasferire in una struttura idonea per la fisioterapia e la riabilitazione. A Messina ha confermata la condanna a 22 anni all'uomo che aveva contagiato con l'AIDS la compagna senza mai dirglielo. La donna, un'avvocata, è morta tra atroci sofferenze. Caltanissetta, spaccio di droga e violenti pestaggi a chi non pagava la cocaina, 10 arresti. Catania non è una città a misura di pedoni, studenti a piedi per le vie del centro, mancano i mezzi pubblici e la metro chiude troppo presto. Intanto all'università si discutono le ricette per la felicità. Calcio Coppa Italia, al Padova la finale di andata, prova opaca per i rossazzurri che vanno sotto 2-0. La rete di Monaco tiene viva la speranza. Bentrovati, guerriglia a Leuganeo nell'intervallo di Catania-Padova, sono 5 gli arresti fra gli ultra del Catania, 8 i feriti, fra i quali un agente di polizia ricoverato in terapia intensiva. Rischio squalifica del campo o porte chiuse per la società Etnea. Marco Carli. Cinque tifosi arrestati, 3 in flagranza e 2 in differita, identificati con la collaborazione della Digos di Catania. 8 agenti feriti, di cui 4 della Digos e 4 del reparto mobile. È il bilancio comunicato dalla Questura di Padova in conferenza stampa dopo i disordini scoppiati nell'intervallo della partita di andata di Coppa Italia fra i Patavini e il Catania allo stadio Euganeo. Immagini da guerriglia urbana. All'origine dei disordini un ultrascatanese che ha aperto la porta della curva che avrebbe dovuto essere chiusa. È fra i 3 immediatamente fermati, 2 quarantenni ed un 41enne, gravati a vario titolo da associazione mafiosa, rapina, stupefacenti, reati da stadio, reati contro la persona e contro il patrimonio e già destinatari di provvedimenti di Daspo. Fra i 2 arrestati in differita, uno è stato raggiunto mentre si stava imbarcando su un volo per Edimburgo in partenza dall'aeroporto di Milano Linate. Il quinto è stato fermato invece a Catania. Le immagini registrate dalla nostra truppa allo stadio parlano chiaro, storie di rivalità accese fra tifoserie che sfociano in quello che vedete. Questo è il punto di vista dalla tribuna dei tifosi biancoscudati. L'intervento della polizia ha bloccato gli scontri e riportato l'ordine in campo. Ad avere la peggio il dirigente della polizia responsabile del servizio che è ricoverato in terapia intensiva a Padova per un malore cardiaco. La società rossa-azzurra, così come la Lega Pro, ha stigmatizzato il comportamento dei facinorosi protagonisti degli scontri. Ora i rischi sono tutti del Catania, chiusura delle curve per qualche partita, addirittura l'ipotesi porte chiuse per il ritorno o campo neutro compresi, vari divieti di trasferta a partire dalla prossima di Torre del Greco. Tutte ipotesi, tifoseria del Catania, lo ricordiamo, recidiva. Gli incidenti prima di Catania Pescara di Coppa Italia portarono alle porte chiuse in occasione della partita col Sorrento. Palermo sono scesi dai trattori non autorizzati e hanno sfilato a piedi per le vie della città. Agricoltori, allevatori e pescatori insieme in corteo. Il nostro prodotto viene svenduto, lamentano, mentre prevedono un'altra estate di siccità. Marco Gullà. Chiedono rispetto, chiedono maggiori tutele e soprattutto che il loro prodotto non venga svenduto. Siamo a Palermo, tornano a manifestare gli agricoltori e allevatori siciliani. Il corteo è stato aperto da un mezzo agricolo, simbolo in tutta Europa della protesta del comparto. Gli agricoltori hanno raggiunto Palermo da ogni parte della Sicilia e stanno sfilando verso Palazzo d'Orleans per chiedere un incontro con l'assessore all'agricoltura Luca Sammartino. Ci chiediamo prezzi stabiliti, prodotti nostri senza glifosati,
chiediamo meno burocrazia e chiediamo un futuro migliore per noi e i nostri figli. Siamo tutti in fallimento. Poi chiediamo al buon Dio l'acqua. Signore, mandaci l'acqua. La prima situazione è il rispetto tra gli agricoltori è la base principale, ma il problema è che noi agricoltori lavoriamo, non abbiamo un reddito di tutto ciò quello che facciamo. Il gasolio è molto caro, i concimi non si possono comprare, il grano che coltiviamo è arrivato a 25 centesimi, ma è possibile, come si fa? E proprio sul grano gli agricoltori dicono: importiamo quello canadese, è il nostro prodotto, che fine fa? Arriva grano è contaminato di micotossine e crisofate e abbassa il prezzo del nostro grano, quindi il nostro grano resta invenduto perché non copre le spese, resta nei silos e in Sicilia si immagina il grano di nave, canadese in particolare. I nostri prodotti sono di qualità eccezionale, non ci sono prodotti che possono competere con la nostra Sicilia. Sicilia è la migliore. La lotta al caporalato, continuano i controlli dei carabinieri nella tendopoli di Ciappe Bianche a Paternò, dove pende, come sapete, un'ordinanza di sgombero. I militari hanno denunciato una coppia di coniugi rumeni che reclutavano illegalmente i braccianti e hanno appurato che intascavano metà della loro paga. Sono stati sanzionati anche perché impiegavano nella loro cooperativa lavoratori in nero. Fermato un altro caporale che trasportava i migranti su un veicolo senza assicurazione. C'è un nuovo clamoroso sviluppo nella vicenda di Ayman Serti, il giovane marocchino morto semicarbonizzato, ricorderete, nel febbraio del 2023 in provincia di Messina. Poco prima della tragedia il giovane avrebbe avuto un incontro con la madre di una ragazza che lo accusava di violenza sulla figlia. Francesco Triolo. Un nuovo sviluppo che potrebbe dare una spiegazione alla tragedia di Ayman Serti, il sedicenne marocchino che il 16 febbraio del 2023 è stato trovato semicarbonizzato a Merì, nel Messinese. A scriverlo oggi è Repubblica. Il ragazzo, un'ora prima di perdere la vita, si sarebbe incontrato con alcune persone, avrebbe avuto una serie di discussioni parecchio accese, ricevendo anche uno schiaffo, forse qualche minaccia. A un anno dalla sua morte la Procura di Barcellona ha chiesto l'archiviazione. Per gli inquirenti il giovane si è tolto la vita, ma l'avvocato Tommaso Calderone, che assiste la famiglia di Ayman, però si è opposto. La nuova ricostruzione è quella che vedrebbe Ayman andare a casa di una donna la cui figlia l'estate precedente aveva denunciato di essere stata violentata da un giovane marocchino, anche lui minorenne, un procedimento finito con un decreto di archiviazione in cui Ayman venne ascoltato come persona informata sui fatti. La stessa ragazza raccontò alla madre di aver incontrato Ayman al centro commerciale di Milazzo appena 5 giorni prima. Volò qualche parola di troppo, così la madre della ragazza poi accusò Ayman di aver violentato la figlia. Secondo i racconti il ragazzo avrebbe fatto qualche ammissione e la madre lo schiaffeggiò facendogli uscire sangue dal labbro. Un racconto fatto agli inquirenti. Poi la storia che si conosce: Ayman che andò a comprare le pizze e quindi la sua scomparsa sino al ritrovamento semicarbonizzato. L'appello di Sami, migrante tunisino sbarcato a Lampedusa 2 anni fa, ricoverato all'ospedale di Agrigento dopo che gli è stata amputata una gamba, non riesce a farsi trasferire in una struttura idonea per la fisioterapia e la riabilitazione. Davide Sardo. Agrigento, ospedale San Giovanni di Dio, reparto urologia. Lui è Sami Sayahi, 36 anni, tunisino. Da almeno 1 anno e mezzo un letto è suo. Non ha delle patologie specifiche, non assume farmaci, ma è affetto da un grave handicap. È senza la gamba destra perché gli è stata amputata 18 mesi addietro durante un disperato intervento chirurgico praticato nello stesso ospedale, dove è stato trasportato d'urgenza con il soccorso da Lampedusa. Lui in Tunisia ha aiutato il padre al mercato di frutta e verdura, ha subito un incidente stradale, ha deciso di partire diretto a Milano dove risiedono suoi parenti per essere operato. Salpa con altri compagni di avventura da Sfax con una carretta del mare. La sua gamba peggiora quando approda a Lampedusa e in cancrena.
Sami rischia di morire. L'elicottero vola verso Agrigento, i medici gli salvano la vita ma non la gamba. Anche la mano sinistra è stata parzialmente danneggiata dal grave incidente. Adesso medici e infermieri con dedizione e merito si occupano di lui, che tuttavia è stanco e affranto. Lancia un appello al governo italiano per essere trasferito in una struttura idonea per la fisioterapia e la riabilitazione. Per favore, ti scrive che cosa? Aiuto io por fuori dall'ospedale, per fare di... Con fuori dall'ospedale puro... Respiri l'aria, guarda la luce, tutto, io... Finito. Sami ha tanti sogni nel cassetto, una protesi per camminare, andare a scuola e imparare l'italiano. A Messina è arrivata la sentenza di secondo grado sul caso del cosiddetto untore, l'uomo che ha contagiato con l'AIDS la compagna senza dirgli mai della sua malattia. La donna, un'avvocata, poi è morta tra atroci sofferenze. Francesco Triolo. 22 anni di reclusione. È stata confermata alla Corte d'Assise d'Appello di Messina la sentenza di primo grado per il caso del cosiddetto untore, Luigi De Domenico, 59 anni. Confermata dunque la sentenza dello scorso 13 giugno in primo grado. De Domenico deve rispondere di omicidio volontario per la morte della sua compagna, una nota avvocata messinese 45enne. La donna morì di AIDS perché non ebbe la possibilità di curarsi, sconoscendo le cause della sua malattia. I medici non la riconobbero e la donna morì tra atroci sofferenze senza che il compagno le rivelasse mai la verità. I giudici di secondo grado hanno accolto quindi la richiesta dell'accusa e delle parti civili di confermare integralmente la condanna di primo grado. Si tratta del processo bis, il primo si era concluso sempre con la condanna a 22 anni per l'imputato, ma poi fu annullato in appello nel dicembre del 2022 per la vicenda dei giurati che componevano la Corte, avevano superato i 65 anni di età, una problematica sollevata dal difensore dell'uomo, l'avvocato Carlo Autruriolo, superata poi da un pronunciamento della Cassazione su un caso analogo avvenuto a Palermo in un processo di mafia. I giudici della Cassazione hanno deciso che per i giurati che compongono le corti d'assise è il momento della designazione che conta per il requisito dei 65 anni, non quello del momento della sentenza. Per gli avvocati della famiglia della vittima, Bonaventura Candido ed Elena Montalbano, la sentenza rende giustizia alla memoria della collega consumata da un virus trasmessole dal suo ex compagno che non ha mai mostrato, neppure dopo la sua morte, alcun ravvedimento. Caltanissetta, spaccio di droga e violenti pestaggi a chi non pagava la cocaina. 10 arresti, Tonino De Mana. Scorre a fiumi la droga persino nelle vicinanze della fontana del Tritone, da cui deriva il nome dell'operazione firmata dalla squadra mobile di Caltanissetta e coordinata dalla locale procura. 10 persone sono state arrestate con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Alcuni di loro sono accusati di estorsione ai danni di clienti vittime di violenti pestaggi perché non avrebbero onorato il pagamento della droga. Le indagini, coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta, iniziate a febbraio del 2023, hanno permesso di raccogliere gravi indizi a carico degli indagati che avrebbero rifornito di cocaina a decine di acquirenti. La droga veniva consegnata a domicilio, in strada e nelle piazze. La cocaina, in alcune occasioni, sarebbe stata preparata su una lastra di marmo e consumata in gruppo dagli acquirenti. Nel corso dell'operazione, che ha visto impegnati una settantina di agenti, la polizia ha sequestrato 1 chilo di cocaina ed oltre 75.000 euro provento dell'attività illecita. Soldi nascosti ovunque, anche in alcuni barattoli. A Sacca sono state trovate munizioni sulla strada davanti al tribunale. Un gesto inquietante da non sottovalutare. L'associazione magistrati parla di grave intimidazione nei confronti dei magistrati degli uffici giudiziari della città. A Catania un uomo di 37 anni è stato fermato con l'accusa di avere preso a coltellate nel marzo scorso l'ex marito della compagna che è rimasto ferito. È accusato di tentativo di omicidio aggravato. Secondo gli investigatori il ferimento sarebbe maturato nel contesto familiare a causa degli incontri tra la vittima e la figlia nata dall'unione con l'ex moglie e attuale convivente dell'aggressore. Fondamentali per le immagini, come vedete, i sistemi di videosorveglianza di un negozio di via Pacinotti. Un'area del porto di Catania sarà aperta alla città.
Il nuovo piano regolatore prevede una promenade, una passeggiata, per godere del centro cittadino tra Piazza Duomo e la vasta area intorno. Ma il porto di Catania non sarà turistico, resterà un luogo dove si scambiano merci, dunque un porto commerciale di rilevanza internazionale. Adelaide Barbagallo. Il futuro porto di Catania avrà un'area a crociere di 84.000 metri quadrati per navi da oltre 340 metri, con una nuova stazione marittima, una darsena per 700 barche, yacht e attività cantieristica, con una suggestiva promenade aperta alla città. Dopo 46 anni dal vecchio piano è stato presentato il nuovo piano regolatore che punta ad uno stretto rapporto con la cittadinanza, politiche green, sicurezza della navigazione e una crescita esponenziale di croceristi e passeggeri. In futuro potrà diventare un porto turistico? No, è un porto commerciale, può avere una parte turistica, non può diventare un porto turistico perché se no non potrebbe soddisfare i forti principali bisogni che il territorio ha, perché non lo dimenticate mai che questo porto non è un capriccio, è una risposta alle esigenze delle aziende presso cui lavorano decine di migliaia di persone. Il porto etneo dunque è e continuerà ad essere sempre più un porto commerciale di rilevanza economica internazionale. Attenzione massima alle tematiche del rispetto dell'ambiente. È previsto ad esempio un intervento di riqualificazione della foce del torrente Acquicella. Per migliorare la viabilità cittadina sarà ampliata via Domenico Tempio. Sarà compito dell'amministrazione comunale individuare le soluzioni ideali affinché la città possa utilizzare al meglio il porto. Credo che il sindaco abbia voglia di fare gli interessi della città, ma abbia una grande visione e abbia chiaro il fatto che una parte degli interessi della città sono coincidenti perfettamente con gli interessi del porto, cioè non c'è una contrapposizione ma ci deve essere un affiatamento, perché lui è perfettamente consapevole dalle sensazioni che ho avuto io, spero ovviamente di non sbagliarmi. Interessante la promenade che, sviluppandosi dal nuovo porticciolo per yacht fino al Molo Crispi, diventerà un nuovo quartiere cittadino per fruire del centro storico e di Piazza Duomo. Per decisione della Procura di Termini Imerese, i carabinieri hanno sequestrato il depuratore comunale di Petralia Soprana. A quanto risulta, l'impianto non è mai entrato in funzione e di conseguenza i reflui non depurati sono stati sversati nei terreni accanto agli impianti. Catania non è a misura di pedoni. Oggi gli studenti hanno passeggiato per le vie del centro protestando. Pochi i mezzi pubblici, la metro chiude troppo in anticipo. L'amministrazione del canto suo annuncia che ci saranno nuovi posti auto, nuovi parcheggi. Giusy Lazzara. La bellezza di camminare a piedi, ma Catania è una città a misura di pedoni? I mezzi non funzionano proprio a dovere, perché già facendo un paragone con il nord, al nord gli orari sono giusti, passano ogni 10 minuti eccetera, mentre qui deve passare un'ora per prendersi un autobus. La metropolitana funziona però fino a un certo orario, cioè entro le 10:30 comunque il turno finisce e comunque chi ha anche un lavoro notturno ha la disponibilità anche di tornare a casa con la metropolitana. Questi studenti oggi per le vie del centro a piedi hanno scoperto una piazza Manganelli svuotata dalle auto, c'erano anche i più piccoli. Vado in bici perché mi rilasso a sabato a fare bike. Cosa fai quando vai a scuola? Cosa fai? Prima faccio un pezzettino di macchina e poi vado un pezzettino a piedi. Attraversare le zone a traffico limitato non è facile per chi ha una disabilità, anche per la presenza di auto dovunque. Anche le aree di sosta sono insufficienti. Avremo a brevissimo 160 posti dentro il porto. Ripristineremo i parcheggi lungo gli archi della Marina, a brevissimo con la MTS apriremo il parcheggio di Via Azzurria Rasera, è in corso la realizzazione a breve del parcheggio in Via Sturzo. Ci vuole un cambio di mentalità e l'amministrazione lancia il metro minuto, la mappa che indica quanti minuti ci sono per raggiungere le destinazioni nel centro storico. Sempre a Catania, ecco i laboratori della felicità. Esiste una ricetta per arrivare a essere felici? Se lo chiedono in molti e provano a rispondere i docenti, i professori dell'Ateneo Catanese nel giorno dell'Università Svelata. Eva Spampinato. Oggi è la giornata della felicità. Per te cos'è la felicità? Questo. Secondo me è un po' tutto, l'importante è stare bene con se stessi. È la primavera perché comunque oggi è l'equinozio e gli amici. Lo studio, l'università, la vita.
Felicità declinata secondo canoni e aspettative personali che inevitabilmente si intrecciano con quelli dettati dalla società. Ma attenti, perché a volte per essere felici non è sempre un bene guardare i modelli imposti da media, social, politica. La felicità, soprattutto l'infelicità, spesso è legata al fatto che ci guardiamo attorno, facciamo un confronto con persone più di talento di noi e più di successo di noi, e noi riteniamo per questo abbiano più talento. Forse degli studi scientifici che dimostrino in qualche modo, no, che a volte la fortuna conta molto più del talento nel determinare il successo, potrebbe in qualche modo aiutarci a stare più sereni con noi stessi, a guardare meno gli altri, a puntare su di noi per avere una maggiore felicità. I docenti dell'Ateneo Catanese durante l'iniziativa Università Svelata, che ha aperto le porte delle proprie sedi storiche agli studenti, hanno provato a dare una ricetta per raggiungere la felicità analizzando vari aspetti. Ma per essere felici bisogna necessariamente essere ricchi? No, non bisogna necessariamente essere ricchi, anche se evidentemente la felicità aumenta quando si passa da livelli di indigenza a livelli di consumi accettabili. La scuola italiana ha messo in evidenza la correlazione positiva fra l'aumento della vita relazionale e l'aumento della felicità. Ma la felicità è anche vivere in un territorio sostenibile, cosa spesso lontana da molte aree, soprattutto interne, della Sicilia. C'è un modo per poter invertire la rotta dello spopolamento che investe questi territori, ed è investire su pratiche quotidiane e politiche di sviluppo che siano orientate alla sostenibilità economica, sociale e ambientale. Bene, adesso facciamo una breve pausa, tra poco il calcio giocato e la sconfitta sul campo del Catania. State con noi. Eccoci al calcio giocato, il Catania perde la finale di andata di Coppa Italia, prima mezz'ora negativa per gli etnei che vanno sotto 2-0. Il gol di Monaco tiene vive le speranze per il ritorno. Marco Carri. Un primo tempo in bambola, una ripresa migliore che tiene aperti i giochi. Il Catania guarda la partita dell'Euganeo e torna a casa con le sensazioni che lo accompagnano da una stagione. Cali di tensione, anzi la sensazione che mentalmente la squadra non ci fosse nei primi 30 minuti. Alcuni giocatori, Ndoi e Sturaro, ancora in difetto di condizione. Da una palla persa del primo nasce il gol dell'1-0 Patavino, segnato da Piccoli. Altre volte i rossazzurri consentono facili ripartenze ai padroni di casa che trovano sulla loro strada il portiere Furlan. Il 2-0 arriva invece sugli sviluppi di un calcio d'angolo, colpo di testa vincente di Krisetic. Alla squadra l'unica cosa che posso rimproverare è che finale di Coppa Italia, viene a Padova, squadra seconda in classifica, squadra forte, e non c'era quell'atteggiamento da finale d'andata. E siamo andati dietro il primo errore su una ripartenza e già lì ci siamo bloccati e ci siamo consegnati all'avversario. Nella ripresa, dopo gli sconti e l'intervento della polizia, la partita regala meno chance. Il Catania fa meglio con Welbeck, Peralta e Monaco in campo. È il difensore a regalare il gol della speranza su calcio d'angolo battuto proprio da Peralta. Subito dopo la rete l'espulsione di Welbeck, che salterà il ritorno previsto per il 2 aprile e su cui peseranno inevitabilmente le decisioni del giudice sportivo dopo gli scontri dell'Euganeo. Allontanandoci dalle immagini del TG di oggi, continuano a tornarci in mente le clamorose affermazioni del presidente della Commissione regionale antimafia, Cracolici, su Cosa Nostra, che, sia pure contrastata dallo Stato, si infiltra sempre di più nell'economia legale. Certo, ci sono ancora le armi in giro, anche se non si spara più, ma c'è soprattutto la droga, che ha reso multimiliardaria prima l''ndrangheta, poi Cosa Nostra. E la mafia non solo cerca di entrare con le sue montagne di soldi, come sempre, nel business degli appalti, degli affari, tutto legale apparentemente, ma insiste nel tormentare gli imprenditori imponendogli il pizzo. Infatti le estorsioni sono in aumento. E qui c'è il fatto nuovo, preoccupante. Non solo nessuno o quasi denuncia il racket, ma addirittura, dice testualmente il presidente Cracolici, in molti casi sono gli imprenditori a chiedere di pagare, dicendo ai mafiosi di volersi mettere a posto. Li cercano. È incredibile. Certo, conta la paura di ritorsioni, la voglia del quieto vivere nella propria attività, ma c'è dell'altro più grave.
uno sfilacciamento dell'indignazione, dice la Commissione antimafia. Una volta cosa facevamo? Dicevamo, ma lo Stato che fa? Dov'è? Lascia soli i magistrati che combattono la mafia, eccetera. Oggi c'è da dire il contrario. Abbiamo varcato la soglia, integriamo l'illegalità nel nostro modo di vivere, privo di valori, concentrato sul denaro, la vita allegra, le vacanze, i viaggi, i figli all'estero. Perché? Che male c'è? Ci fermiamo qui, torneremo alle 20, grazie e buon pomeriggio.